Carissimi Orgufan, salve! Oggi è una giornata particolare perché c'è una sorpresa, perché eh, non vorrei anticiparvi nulla, però intanto vi facciamo vedere oggi la rostitura di un porcetto sardo, porcetto arrosto, sardo, di quelli buoni, eh? Questo porcetto viene arrostito non alla maniera tradizionale, con lo spiedo conficcato per terra col fuoco al centro, ma bensì oggi viene fatto, diciamo, un po' alla maniera meccanica, come quando ci si incontra tra una ventina di persone e c'è la griglia e c'è l'attrezzo già pronto fatto dal fabbro. Ecco, quindi oggi è un porcetto che gira sul giro arrosto, lo stiamo prendendo in giro e mano a mano poi, quando è cotto, dopo che l'abbiamo preso in giro, ce lo mangiamo cucinato. Intanto io adesso vi sto spiegando un po' più o meno la meccanica di questo maialetto. È un maialetto un po' cresciuto, un maialetto sui 7-8 mesi circa, e quindi non è quello piccolo sardo come piace ai continentali amici nostri che dicono su porceddu, su porcededdu, su porchetto. No, questo qui è proprio il porchino un po' grandetto, che adesso io vado davanti alla camera, cercherò di avvicinarvelo per farvelo vedere nella maniera in cui sta cucinando, che lui gira molto lentamente, ok? Un attimo, Orgufans. Eccolo qua. Vedete come gira lentamente? Si vede che è un porchetto abbastanza attempato e cresciuto. E questo poi verrà sezionato in maniera che poi, siccome oggi è uno spuntino fatto di sera, non è che ne possiamo mangiare tanto, anche perché di notte andare a dormire col maiale non è che vada molto bene. Bisogna mangiarne pochino perché poi ci sono le varie cose che si portano, ognuno porta una cosa da casa, chi porta il formaggio, chi porta un po' di antipasto, chi porta il vino, chi porta un po' di birra, insomma c'è sempre il contributo di tutti quelli che si avvicinano a una festa tra amici. E questo è un po' quello che congrega un po' le persone, l'amicizia, l'incontrarsi come siamo abituati noi generalmente in Sardegna, lo sappiamo come funziona. Eh? Quindi stasera ci sarà una sorpresa durante la serata. Non vi voglio anticipare tutto, però vi metto in ebollizione perché è molto importante il fatto che ci sia una sorpresa durante la serata. Questo per farvi vedere la proporzione della grandezza del maialetto. Guardate, vedete come gira lentamente. E si vede che è un maialetto che non è piccolo, è abbastanza grande. Grazie. Ecco, adesso noi cosa facciamo? Lasciamo che il maialetto continui a cucinare e quando poi siamo pronti per sezionarlo, siamo qui. Eh? Ok? Sta mettendo il sale. Questo è il condimento importante, perché anche in cottura deve entrare piano piano il sale. Sì, vedete? È importantissima la quantità. Sì.
sta diventando croccante, piano piano prende proprio il colore e poi lo stesso fumo lo insaporisce. Questo vi voglio sottolineare che è un maialetto di allevamento di chi lo stava cucinando. Quello che avete visto di spalle prima è il proprietario di questo maialetto che lo alleva con le fave, col grano turco, con le, diciamo, con gli ingredienti naturali, quindi ha un sapore particolare, lungi dai mangimi e dalle cose che lo rendono, diciamo, la carne non è fibrosa quando il maiale mangia dei mangimi inadatti. Questo invece ha una carne molto consistente. Vorrei farvela provare proprio per farvi capire che stiamo mangiando un maialetto proprio buono, saporito proprio come si fa alla sarda. Questo è molto importante. Quindi poi lo vedremo più tardi quando verrà sezionato, spezzettato. Guardate che è bello vederlo girare lentamente. E questa è una tecnica particolare, la tecnica diciamo che non è quella sarda, perché il sardo non ha pazienza a stare lì a girarlo piano piano, no, lo mette prima dalla parte interna, cucina bene tutta la parte interna, poi lascia la parte esterna alla fine, che in un quarto d'ora deve cuocere semplicemente quella parte di lardo leggera che rimane dalla parte esterna. In un quarto d'ora, 20 minuti, la parte esterna viene cotta ed è croccante, bella mangiarla perché è un sapore particolare, sapore di casa nostra. Ok? Ecco, adesso siamo che a un punto che è quasi pronto. Continua a girare lentamente, vedete, abbiamo uno sfondo scuro per cui non si vede molto bene, però insomma cercate di capire, è un porcone grande, il porchettone diciamo, non volevo essere dispregiativo. Quindi siamo a un punto, a una fase che è quasi pronto, la cottura è quasi terminata. Facendo? Sai che non finto. Che stai facendo? Sai che non sapesse come arriva la carne. Eh sì, ma per palauso. Che tu sanno tenere su brocco? Il blocco tenia da 9 mesi, anno e mezzo. Anno e mezzo. Da che stavo a 6 mesi. Sì, Ecco, stiamo assistendo al sezionamento del porchetto. Porchettone. Porchettone, sì. Porchetto finalmente. Quindi 7-8 mesi questo circa. È anche cotto a puntino. Sì. Ecco, la carne è veramente cotta al punto giusto. È uno spettacolo, insomma, un po' macabro, ma diciamo che entra nelle nostre tradizioni, per cui dobbiamo godercele queste cose. Viene tagliuzzata, pezzetti, intanto qualcuno assaggia. Sì. Spastevisi. Metti qua. Come si chiamano i recipienti in sughero? Zippasa. Ripetere. Zippal de Oltigo. Zippar de dove sei tu? Arizzo. Arizze. Nuoro. Barbaggia. Se no Muizzasa. Di quale rione di Arizzo sei tu? Se no Muizzasa. Isalinos. Eh? Isalinos.
Lo spettacolo è molto eloquente, molto insomma, si lascia guardare con attenzione. Io mi immagino che tutti voi che state guardando gli Orgufans, la bava ve la dovete un po' trattenere, eh? Sì. La salia, penso proprio La salia tiene che abbassare. Adesso sta dando troppo due però, eh. Eh sì. C'è uno che sta assaggiando troppo per vedere i vari punti, vero? Eh beh. Savala tiene un altro sapore da questa coscia. Tira dentro ma come guardare. Ah sì. No, no. Ebbene, quindi abbiamo visto il sezionamento del maialetto e poi vediamo che cosa succede.